diagnosi dei medici di Roma non lascia speranze sull'uso delle gambe del 19enne asso del nuoto trevigiano colpito da un proiettile a Roma. Intanto le indagini continuano. Omicidio-suicidio di Asiago, l'autopsia sulla famiglia Marzaro nelle prossime ore. Silvia e i genitori avvelenati, morti da giorni, forse addirittura da una settimana. I vicini a Milano, gente chiusa, non erano mancati i problemi. Montagna devastata, oggi il bilancio degli interventi a 100 giorni dal maltempo. Zaia, la macchina non si ferma, centinaia di cantieri aperti. Bottaccin, i soldi dal governo arriveranno. Un esodo massiccio dai comuni, l'allarme di Anci Veneto su quota 100, a lanciarlo la Presidente Pavanello, servizi a rischio. Poi Benegate, l'assessore regionale all'istruzione Donazzana si rivolge a Mattarella, sciogliere lampi, ed oggi in 100 sale italiane Redland, il film su Norma Cossetto. Continua la campagna acquisti in Veneto di Giorgia Meloni, che convince il vicepresidente del Consiglio regionale Giorgetti a passare a Fratelli d'Italia, azzerando così il gruppo di Forza Italia. Prima viene la salute dei cittadini, poi vengono le strade, la battaglia anche delle nonne in un rione di Bovolenta contro il progetto di una camionabile vicino alle strade. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano il dramma di Manuel Bortuzzo, il 19enne asso del nuoto ferito dal colpo di pistola a Roma. La terribile diagnosi dei medici non lascia speranze sull'uso delle gambe del ragazzo. Intanto le indagini continuano. Alle 12:40 le parole che schiacciano come un masso enorme le speranze di tutti. Il professor Alberto Dell'Itala, direttore del Dipartimento di Neuroscienza del San Camillo di Roma, dà l'aggiornamento. C'è una lesione midollare completa. Questo purtroppo vuol dire che al momento consideriamo che non possa esserci una ripresa funzionale del movimento delle gambe. Manuel Matteo Bortuzzo, 19 anni, stele in ascesa del nuoto, non camminerà più. La possibilità di riacquisto del movimento delle gambe, continua Dell'Itala, con le conoscenze mediche attuali non è possibile. Il gelo scende su Morgano, ma anche su Trieste, Mestre, Portogruaro, i luoghi e le città che sono più vicine a Manuel. Il gelo scende su tutto il mondo dello sport, il gelo scende sulla famiglia. Quel maledetto proiettile conficcato nella schiena, senza un motivo, in un luogo impensabile per un agguato. Nel posto sbagliato al momento sbagliato, questo è certo. Mio figlio non ha mai pensato di andare su un posto magari della Roma, non per no, è chiaro, una Roma bella, e quindi un posto dove insomma si può passare anche una serata in pace, ecco. Questa è l'unica cosa che mi fa capire. E la sfacciataggine di sparare davanti a una pattuglia della polizia a 50 metri. Sono persone che non guardano in faccia niente a nessuno. Ecco. Al momento l'ipotesi rimane quella dello scambio di persona. Si indaga negli ambienti della criminalità che gravita ad Acilia, anche tra le case popolari del quartiere nel quadrante sud di Roma, per risalire ai due uomini. A complicare il lavoro un clima di omertà diffuso. Chi ha premuto il grilletto potrebbe aver confuso Manuel con qualcuno che poco prima aveva preso parte a una violenta rissa nel pub, nell'altro lato della piazza. Alcuni dipendenti hanno raccontato che qualche protagonista della zuffa era già stato in quel locale in passato e aveva avuto un'altra lite. Tra loro potrebbe esserci anche qualche ex pugile. Tra le tante persone sentite e risentite in queste ore, intanto, anche la fidanzatina di Manuel Bortuzzo, Martina. Lei ha rischiato di prendersi anche lei la pallottola, perché 3 colpi sono partiti. Nel frattempo il bollettino medico non è finito. Non si può ancora sciogliere la prognosi, dice l'equipe che lo ha operato. I parametri cardiocircolatori sono stabili, è ancora sedato e sottoposto a ventilazione meccanica. Se il decorso continua senza complicanze, pensiamo nei prossimi giorni di tentare la riduzione della sedazione e un risveglio del ragazzo. Unica luce in uno scenario buio e fatto di rabbia. Vicenda allucinante, non siamo il Far West, ha commentato su Facebook il governatore Luca Zaia. Non devono passare questa legge e questi metodi. Chi ha sparato, togliendo a un giovane promettente la carriera sportiva a cui era avviato, dovrà pagare fino in fondo. Restano, infine, quelle parole, le parole di un papà che solo ieri, con forza enorme, guardava così al futuro. Quello che sarà affronteremo. Una diagnosi che ha sconvolto l'intera comunità di Morgano. Abbiamo sentito al telefono il sindaco Daniele Rostirolla. È una notizia che non ci aspettavamo e che non volevamo sentire sicuramente, però ho sentito anche la famiglia e con la forza magari anche della fede, chiamala come vuoi, crediamo che il miracolo possa accadere. Il padre mi diceva è ancora troppo presto. I medici logicamente devono essere scienziati e si misurano con i mezzi strumenti a disposizione,
però la speranza è l'ultima a morire, per cui vogliamo credere in un miracolo e nella speranza, perché un ragazzo forte, una famiglia determinata e altrettanto forte, la comunità si stringe assolutamente con altrettanta determinazione attorno a loro. Sabato sera voi vi riunite per un momento di preghiera. La proposta che ha fatto il parroco, sempre nel rispetto della volontà dei genitori e della famiglia, è quella di trovarci durante la messa del sabato sera e di avere un momento di un pensiero, sicuramente una preghiera, un momento di riflessione a favore di L'omicidio-suicidio di Asiago, ora sgomento a Mirano, dove la famiglia Marzaro viveva fino a pochi mesi fa. Sembra che i 3 fossero morti da giorni, addirittura da una settimana. Sentiamo. Erano persone molto chiuse, molto riservate, stavano molto solo loro, ecco, queste persone che stanno sempre in solitudine, che poi magari può succedere che si sfocia in queste cose qua, perché c'erano un po' di problemi probabilmente. Chiaramente rimani sbigottito e rimani, perché sono cose non da poco, però in qualche modo, pensando a quello che era il contesto familiare, questo isolamento, questo qui, sono le classiche situazioni che poi possano sfociare in queste cose qui. A parlare sono i vicini di casa miranesi della famiglia Marzaro all'indomani della tragedia avvenuta ad Asiago, dove la figlia 43enne della coppia avrebbe avvelenato i genitori con una dose massiccia di psicofarmaci per poi togliersi la vita. Da maggio dello scorso anno la famiglia non viveva più in questa casa che vedete alle mie spalle qui in via Dante. Avevano deciso di vendere e di trasferirsi definitivamente ad Asiago. Sono in molti a Mirano a descrivere i 3 come un nucleo indissolubile. Italo, Ubaldina e Silvia, sempre insieme, quasi isolati dal resto del mondo, come racconta la vicina che da 30 anni vive al piano inferiore. La figlia io l'ho vista crescere perché siamo venuti qua che aveva 12 anni, qualcosa del genere, sicché l'ho sempre vista in casa. Una famiglia riservata, sì, isolata, ma che aveva avuto qualche problemino di rapporti col vicinato. Quando siamo stati in affitto, perché noi siamo stati prima 4 anni in affitto, eravamo tanto bravi, tanto buoni, facevamo tutto in ordine, tutto a posto, gli piaceva insomma la nostra convivenza. Una volta comprata la casa invece hanno cominciato a trovare tutti i cavilli di questo mondo e abbiamo avuto diverse questioni. Anche con gli avvocati abbiamo fatto delle denunce, loro hanno fatto le sue, insomma ci sono stati diversi e quindi ultimamente non avevamo più rapporti. Negli anni, continua, ci sono stati più episodi che facevano emergere un disagio. Insomma che c'erano dei problemi, secondo me c'erano, ecco, problemi psicologici sicuramente. Era stata anche addirittura, ai primi tempi avevamo avuto questi problemi qua all'ospedale, insomma all'USL, per segnalare perché ci avevano fatto delle minacce, delle cose un po' brutte. Poi dopo è andato tutto a finire col discorso degli avvocati. Avevo parlato anche con il fratello quando aveva la macelleria, avevo un po' detto che c'erano dei problemi, diciamo. Però poi non posso mica intervenire io sulle cose. Ora si attende l'esito dell'autopsia per chiarire la dinamica esatta dell'accaduto, poi sarà decisa la data dei funerali che si svolgeranno con tutta probabilità a Mirano. Veneto in ginocchio, oggi il bilancio degli interventi a 100 giorni dal maltempo che ha devastato la nostra regione. Il governatore Zaia, la macchina non si ferma. Giorni fa l'eccezionale ondata di maltempo che ha sconvolto il Veneto, le piene dei fiumi, l'alluvione e soprattutto la devastazione della montagna, 15 milioni di alberi schiantati, migliaia di ettari di bosco che non ci sono più. Ci si è rimboccati le maniche, da quei giorni si lavora incessantemente per ritornare alla normalità. In questi 100 giorni sono stati aperti centinaia di cantieri che hanno riguardato soprattutto i settori idraulici e di difesa del suolo, la viabilità e la pulizia dei boschi.
Oggi in Regione il bilancio di questi interventi, che presto, ed è notizia di queste ore, continueranno grazie ai fondi in arrivo dal Governo, come annunciato ieri sera a Ring dall'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottaccin. Se non ci sono sorprese arriveranno tutti i soldi che devono arrivare, cioè quelli che avevamo detto fin dall'inizio. Abbiamo avuto 1 miliardo e 500 milioni di danni e noi siamo 1 miliardo e 7, assessore? Sì, 1 miliardo e 7. Fa lo sconto perché no, non faccio lo sconto al netto di quello che viene investito su altre partite. Arriveranno tutti, e se non arrivano tutti arrivano quasi tutti al 99%. E l'assessore risponde anche a chi si chiede come mai tanti alberi anche in zone facilmente raggiungibili siano ancora lì. Se noi li lasciamo lì, loro arrivano a un'altezza di circa 1 metro, no? In orizzontale, e quindi essendo lì la neve non ce la fa a spingerli e fungono da paravalanghe. Se noi li togliamo il fronte rimane totalmente libero e sull'erba ovviamente la neve scivola facilmente. Perché ora la nuova preoccupazione per la montagna veneta è quella del rischio valanghivo dopo le abbondanti nevicate del fine settimana, accompagnate dalle immancabili polemiche sulla mancanza di dotazioni adeguate non solo da parte di automobilisti sprovveduti, ma anche di mezzi spazzaneve come questo, immortalato mentre viene trainato da un trattore privato. Senza catene là. C'è qualcuno che usa il mezzo dell'ANAS senza catene, uno spartineve senza catene è una contraddizione in termini, insomma. Io mi auguro che ANAS andrà a vedere chi era l'autista e prenderà provvedimenti. Senza catene, eccoli qua. Quota 100 ora che causerà, secondo i comuni, moltissimi problemi. A dirlo è la presidente dell'ANCI Veneto, Maria Rosa Pavanello, che lancia un appello. Sentiamo. Con quota 100 nei comuni si rischia un esodo anticipato e massiccio che creerà non pochi problemi. L'allarme arriva dalla presidente di ANCI Veneto, Pavanello, che esprime le sue preoccupazioni. Tutti siamo d'accordo di avere un ricambio generazionale, ma le procedure attuali per il reclutamento del personale dei comuni ci lasceranno certamente scoperti per più di 1 anno. Con queste procedure che ci sono oggi, e siccome se facciamo, partendo anche dal Comune di Milano, un po' le potenziali persone che possono usufruire, ci sono 7 figure apicali, e 7 figure apicali che lasciano tutte insieme vuol dire che il Comune non è in grado di portare avanti neanche le attività delle funzioni fondamentali. Sappiamo che oggi soprattutto i comuni qui del Veneto sono sotto organico. L'età media è di 56 anni, più si unisce questo provvedimento, non siamo proprio in grado di... Non è che possiamo prendere del personale a tempo determinato, lavoro interinale, no, non è possibile per tutta una serie di regole che si sovrappongono e quindi non siamo in grado di erogare i servizi, quindi veramente spero che venga accolto l'appello dei comuni. Ciò che preoccupa maggiormente sono le tempistiche concorsuali. Si parla di almeno 8 mesi, ma nel frattempo... Qui non è semplice pensare che ci siano procedure semplificate e quindi noi siamo molto preoccupati. Da quota 100 reddito di cittadinanza, criticato fortemente dal segretario generale della FIM-CISL. Sentiamo. Il nord-est è tra le aree che ancora permettono all'Italia di generare un surplus commerciale grazie all'export, ma secondo Marco Bentivogli, segretario generale della FIM-CISL, convinto promotore delle politiche di innovazione industriale, le regioni virtuose sono spinte ad un livellamento verso il basso che fa male a tutto il Paese. Bisognava incoraggiare il resto del Paese a agganciarsi alla locomotiva dell'Italia che ha trainato il surplus di bilancia commerciale delle esportazioni. Purtroppo la legge di bilancio punta sull'assistenzialismo e a spese elettoralistiche che servono a vincere le elezioni ma a rallentare il pezzo del Paese che in questi anni si è rimboccato le maniche. Una delle critiche più forti del sindacato riguarda le risorse che il governo distoglie dallo sviluppo a favore della sussistenza, con ovvio riferimento al reddito di cittadinanza. Saranno percettori del reddito di cittadinanza coloro che fanno la dichiarazione ISEE. Dalla Guardia di Finanza sappiamo che il 60% dei controlli sulle dichiarazioni ISEE risultano falsi, significa che molti lavoratori pagheranno con le loro tasse e dei loro bassi salari il sostegno a falsi poveri. Allora, bisognava fare un'opera di grande discernimento tra i veri poveri che vanno assolutamente sostenuti e aiutati, ma quello che è ancora più grave è che se si frena lo sviluppo del Paese
paese si creano più disoccupati, e per cui cercare la sussistenza aumentando la disoccupazione rischia di essere un gatto che si morde la coda e che fa andare indietro il paese. Bentivogli, che ha stilato il piano industriale per l'Italia delle competenze dell'ex ministro Calenda, non si tira indietro quando gli si fa cenno delle competenze di certi ministri al governo. Quello che è grave è che i lavoratori investono molto e spendono tutto quello che hanno per far studiare i figli, vorrebbero dei gruppi dirigenti che rappresentano competenza, capacità di gestione, e vedere un continuo battutificio da parte di esponenti di governo importanti e un ricorso all'ignoranza è una cosa che degrada tutte le persone che faticano lavorando o studiando. Continua la campagna acquisti in Veneto di Giorgia Meloni, che convince il vicepresidente del Consiglio regionale Giorgetti a passare con Fratelli d'Italia. Credo che tra i più abbandonati dalle politiche del governo ci siano proprio i produttori, gli imprenditori, i professionisti, quelli che creano lavoro e che sanno che il lavoro non si crea semplicemente distribuendo assistenzialismo, ma mettendo le persone in condizione di farlo, e stiamo crescendo molto proprio nella regione del Nord perché c'è un interesse su una politica che continua a chiedere meno tasse, meno burocrazia e investimenti pubblici. Le politiche del governo hanno tradito il Nord e le imprese, secondo la Presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, in Consiglio regionale per annunciare il passaggio dell'ex capogruppo di Forza Italia Massimo Giorgetti tra le file del suo partito. I temi tradizionali della Lega, sostiene Meloni, in questo momento sono portati avanti da noi. Loro sono troppo impegnati nelle liti quotidiane coi 5 Stelle. Questa nazione ha bisogno di un governo che possa effettivamente occuparsi dei suoi interessi e non di stare a litigare con gente tendenzialmente di sinistra dalla mattina alla sera. Il centrodestra, sostiene Meloni, va ripensato, per questo abbiamo lanciato l'appello per un grande movimento che possa crescere e riportare a casa tante persone che in questi anni si sono allontanate e vogliono portare al governo del Paese una realtà coesa con un programma condiviso. È possibile un governo senza il Movimento 5 Stelle, è possibile soprattutto se Fratelli d'Italia, che è oggi il movimento che nel centrodestra ha il più ampio margine di crescita, riesce ad avere la crescita sufficiente, perché la Lega va molto bene ma da sola non è sufficiente per governare. Col passaggio di Giorgetti viene azzerato il gruppo di Forza Italia, che all'indomani delle elezioni contava 3 consiglieri. Il primo ad abbandonare gli azzurri per il partito della Meloni era stato il padovano Massimiliano Barison, poi lo scorso dicembre l'addio dell'assessora Elena Donazzan, rimasta in giunta come indipendente. A rappresentare in regione il partito di Berlusconi resta solo Maurizio Conte, eletto però con la lista Tosi. Non avremo più evidentemente il nome di Forza Italia nel gruppo, nei prossimi giorni faremo tutte le carte, tutta la parte amministrativa necessaria, ma di fatto noi continuiamo a sostenere il Presidente Zaia. Se poi qualcuno di quelli che l'ha in qualche modo combattuto vorrà prendere la bandiera di Forza Italia, non è un problema nostro. L'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan fa appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella perché valuti lo scioglimento dell'ANPI per avere negato l'esistenza delle foibe e per difendere la memoria di Norma Cossetto, trucidata dalle truppe titine. Donazzan critica le recenti dichiarazioni dei direttivi padovani e veneziani dell'ANPI contro la ricostruzione storica della pellicola Red Land, Rosso Istria, chi nega le foibe, il dramma degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia e la pulizia etnica di cui furono vittime, conclude l'assessore, non può avere cittadinanza. Ci fermiamo ora per la pubblicità, tra poco. E rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Andiamo ora a Bruxelles, dove oggi è stato ufficialmente presentato Tune Veneto. Sentiamo di cosa si tratta. Il commissario europeo ha detto ancora qualche anno fa chiaramente: mettetevi assieme perché i contributi della comunità europea andranno dirottati a quei territori dove le società si metteranno assieme. Detto fatto, il Veneto è una delle prime regioni a sintonizzarsi sulla lunghezza d'onda dettata dall'Europa, l'associazione tra imprese dello stesso territorio. Oggi a Bruxelles la presentazione ufficiale di Tune Veneto, acronimo che sta per Territory Utilities Network, vale a dire la rete di multi-utility delle province di Treviso e Belluno.
Importanti realtà dei servizi, dei trasporti e dell'energia come Ascotrade, capofila del progetto, ATS, Contarina, Safno, MOM e altri. Parola d'ordine, fare sistema. Beh, se dovessimo racchiudere in uno slogan diremmo che da soli si fa prima, assieme si fa più strada. È l'ottica di fare questo percorso assieme, è l'ottica dell'economia di scala, ma soprattutto in testa direi è la visione di dare servizi ai cittadini, di non essere l'ufficio complicazioni e affari semplici. La sfida da vincere da qui ai prossimi 30 anni è quella energetica. Per farlo diventa fondamentale organizzare i servizi del territorio, inseguendo le giuste sinergie tra pubblico e privato. Un matrimonio tra imprese che, si spera, porterà vantaggi anche e soprattutto al cittadino, sia in termini di risparmio che di accesso semplificato ai servizi. Sarà un cambio di paradigma totale, per cui l'energia sarà quella del sole sicuramente, ma già i primi messaggi si arrivano oggi con la mobilità elettrica. Pensiamo ad esempio ai big data, che sono strumenti che oggi sono in mano ai grossi colossi, penso a Google, penso ad Amazon, e invece potrebbero essere gestiti da questa società, portando dei vantaggi economici sia alle società, ancora una volta, sia ai cittadini. Prima viene la salute dei cittadini, poi vengono le strade, una delle scritte in grande formato che sono comparse in un rione di Bovolenta nel Padovano. I residenti si oppongono al progetto di una bretella stradale per i camion vicina alle case. Vediamo. Fin dove siete disposti ad arrivare nella protesta? Il più possibile, di fare una lotta, anche a fermare anche le ruspe. Fin dove potete arrivare a protestare, signora? Ma facciamo saltare anche le ruspe, quei bombe. Rischio di andare in prigione. Noi andiamo sempre avanti, perché abbiamo visto sue robe valide e sulla salute nostra, noi andiamo avanti. Cittadini del rione Via Dante, Viale Italia, preoccupati per la loro salute e arrabbiati con il comune che dopo 18 anni avrebbe rispolverato il progetto della bretella camionabile. Una strada che servirebbe a non far più passare per il centro del paese i camion, ma il cui tracciato è previsto ai piedi dell'argine destro del Bacchiglione, a ridosso delle case del quartiere dove vivono 65 famiglie, più di 150 persone. E noi altri siamo qua, chiusi in un cattino. Se succede come a Bologna questa estate, qua chi è che si salva? Soltanto che purtroppo abbiamo un'amministrazione che non ascolta i cittadini. Perché qua siamo su una vasca qua tutti i smoghi che passa dopo mesi pesanti e roba, vivono tutti quanti qua dentro. C'è poi l'equilibrio idrogeologico. È bene ricordare che Bovolenta nel 2010 patì l'alluvione del Bacchiglione. Possibile costruire una strada larga 11 metri ai piedi dell'argine? No, perché anche quando l'acqua dell'argine che è alta, si vedono anche dei fontanassi di acqua che vengono su da sotto, specialmente anche dopo che c'è il condominio nuovo e tutto attorno, che là hanno tutti i lotti, che sono tutti fermi perché il discorso qua, perché li hanno comprati e adesso sono fermi perché non possono fabbricare. C'è un'alternativa al progetto del comune? Dopo il canale, c'è tanti campi che puoi fare quante strade che vuoi, non ci sono case, soltanto che vuoi un ponte nuovo. Ma siccome che il ponte costa, gli dice troppo, ma non è troppo rovinare il paese, no il paese, qua, il quartiere che è un pasto di persone, per risparmiare. Cittadini che battagliano per la loro salute e per le loro case. Il nostro telegiornale seguirà il dibattito su questo progetto. Ed era questo l'ultimo servizio per il TG del Veneto. Vi ricordo questa sera, subito dopo i notiziari, torna 20:10, ospite in studio di Ferdinando Avarino, il sindaco di Treviso, Mario Conte. È tutto dunque, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo, tempo sempre stabile sul Triveneto. Nel dettaglio, sul Veneto cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutti i settori. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature minime comprese tra -1 e 0 gradi, massime tra i 9 e gli 11 gradi.
Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Sarà ampiamente soleggiato su tutti i settori ed il cielo si presenterà sereno e sgombro da nubi ovunque. Temperature minime previste tra -1 e 0 gradi, massime comprese tra 9 e 11 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Il cielo si presenterà sereno e limpido su tutti i settori. Locali foschie saranno possibili sul settore settentrionale. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature minime tra -5 e 1 grado, massime comprese tra 8 e 11 gradi.